e delle lepri che ogni tanto vengono e quindi possono creare dei problemi alle prove. Quindi il dottor Tosini, che è qui con me, appunto mette dei recinti per proteggere le sue prove sperimentali. Qui siamo prove sperimentali di lattuga con lo scopo di valutare alcuni aspetti dell'irrigazione e non solo. Ce ne vuoi parlare, Franco? Sì, diciamo che dopo aver visto i vari dispositivi delle ditte entriamo in casa di Vana Agricoltura, poi di Tramontana, mettendo a confronto effettivamente raccogliendo tutta una serie di dati che vorremmo esporre nel mese di autunno organizzando un convegno ad hoc. Qui vediamo 4 tesi, diciamo fattori allo studio, abbiamo terreno pacciamato, se vedete questa è materiale biodegradabile visto prima, colorazione nera, con terreno nudo, quindi 2 sistemi di coltivazione, manichetta che è sotto al telo pacciamante, una manichetta che è una T-tape 5 litri ora metro lineare contro a dei mini sprinkler Mamcad che fanno 180 litri ora. Quindi vogliamo vedere proprio il confronto, meglio un sistema di irrigazione per microaspersione o meglio la manichetta, meglio un terreno nudo o meglio un terreno pacciamato. Ci sono ovviamente fattori di pro e contro di entrambi i sistemi. Ovviamente per complicarci le cose abbiamo deciso di usare 2 cultivar della tipologia gentile, una tipologia più estiva e una tipologia più primaverile, e poi abbiamo messo a confronto 2 tesi, sostanza organica con una tesi chimica, ovviamente partendo dalle stesse unità fertilizzanti. Quindi abbiamo in parte complicato la cosa, però l'obiettivo è sempre quello: quale sistema ci permette di ridurre il consumo dell'acqua. Faccio un esempio, in questo caso quando abbiamo trapiantato i primi di giugno, la gentile, le piante si sono affrancate molto meglio sul terreno pacciamato rispetto al terreno nudo, perché la microirrigazione ha dato la possibilità di bagnare goccia a goccia lentamente l'apparato radicale. In più qui abbiamo, vedete c'è un cavo, e l'ho messo apposta in mano per farlo vedere, per farlo evidenziare, abbiamo dei tensiometri digitali che ci permettono di misurare la percentuale dell'acqua nel terreno. Vengono interrati, vengono tarati per capire noi ovviamente tecnici quando abbiamo la capacità di campo, quindi la saturazione. Da lì, in base alla percentuale, capiamo quando dobbiamo aprire, scusate il termine, il rubinetto per irrigare qua e aprire il rubinetto di là. Okay? Quindi poi alla fine avremo anche il consumo reale dell'acqua e lì si faranno delle opportune valutazioni assieme all'Università di Padova, professor Sambo, dottor Carlo Nicoletto e dottoressa Silvia Locatelli, che ci aiuteranno a elaborare i dati e capire un attimino per poi ovviamente dare l'informazione ai produttori, perché noi facciamo le prove per dare un'informazione e formazione ai produttori orticoli. Questo cavo ci permette di collegare uno smart, un dispositivo, un palmare che ci dice appunto percentuale dell'acqua rispetto ai tensiometri meccanici dove il manometro dà i centivar, quindi un'interpretazione alle volte un po' più difficile. Questa è la cosa che mi premeva di più di dirvi. Ovviamente vi invito a ottobre poi a collegarvi o venire a trovarci per il convegno. Continuiamo poi, direi, di trasferirci dall'altra parte per continuare con le prove sperimentali, sempre con l'obiettivo acqua. Nelle altre prove qui vicino parleremo di pacciamatura biodegradabile. Stamattina il collega dottor Benvenuti ha introdotto appunto Mater B, materiale pacciamante a base di amido di mais, in confronto con il polietilene, questo materiale utilizzato ancora adesso, materiale che dà grossi problemi poi al recupero, diventa un rifiuto speciale con dei costi che vanno a gravare sempre all'azienda agricola. Il Mater B è un materiale totalmente biodegradabile, se avete sentito prima il tecnico della Nova, il materiale certificato biodegradabile. Noi da anni andiamo a studiare diversi di questi materiali sperimentali provenienti dalla ricerca del mondo privato, confronto con polietilene e da quest'anno con il materiale cartaceo. Il materiale cartaceo è il Weed Guard Plus della Grower, un materiale anche lui estremamente performante. Qui in dettaglio abbiamo melone trapiantato su piccoli tunnel protetti da tessuto non tessuto, abbiamo diverse tesi, la 1, la 2, la 3
la 4 sono materiali biodegradabili a diverso spessore, materiali trasparenti per cercare di dare un attimo di precocità alla coltivazione, perché il melone interessa anche la precocità e quindi di portare il melone maturo prima al mercato. Scusa, vediamo se spostando la vegetazione riesce a inquadrare magari alcuni di Sì, questi si materiali. vedono sicuramente i meloni che sono maturi e si vedono i pezzi di materiale trasparente, perché ormai Diciamo ormai è andato a... Eccolo qua. Questo è il materiale, se riesci a inquadrarlo, è trasparente. Il suo lavoro di pacciamatura in realtà l'ha già eseguito. C'è qualche pro e c'è qualche contro. Il pro è che è biodegradabile, alla fine sfilo la manichetta in plastica e posso fresare tutto dopo ovviamente aver raccolto. Questi materiali più evoluti iniziano a fare anche condensa, tra l'altro. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui fa condensa, aumenta la temperatura, mi riesce a eliminare le infestanti. Ciò che i materiali più vecchi non la facevano, avevano il difetto di far crescere gli infestanti e poi ovviamente la tenuta meccanica è quella che è, si faceva praticamente saltare la facciamatura. Polietilene, materiale meccanico molto più resistente, un spessore più grosso, parliamo di 50 micro contro i 20 e i 25 micro di questi materiali. Adesso stanno migliorando anche da questo punto di vista. Se andiamo invece, se la telecamera mi segue gentilmente, nell'ultima tesi, vediamo il materiale cartaceo. Il materiale cartaceo ha i suoi pro e contro, è un materiale che si degrada molto velocemente nella zona di interro, nella zona del terreno. Se vedete qui, se riesco a farvi vedere, ok? Questo è materiale cartaceo, ha il difetto di non avere precocità. Se venivate un mese fa trovavate la vegetazione metà del crescimento di sviluppo di quella precedente, ha un pregio che non fa crescere nessun tipo di infestante. Quindi anche lui ha i suoi pro e contro, valuteremo poi in fase di raccolta dei meloni, poi in fase di, oltre che di pesatura, la valutazione del grado Brix. Se mi seguite vi faccio vedere invece la prova di lattuga gentile. Anche lì sempre materiali biodegradabili a base di amido di mais e di cellulosa. È una prova leggermente diversa perché qui abbiamo materiali trasparenti o semi-trasparenti, qui abbiamo materiali bianco-neri, bianco verso il sole e il nero diciamo, nel terreno, con materiale nero e materiale marron della carta. Perché bianco-nero? Prima si era parlato, nel momento in cui si è visto la seminatrice della Forigo col materiale della Novamont, che è molto performante il colore bianco, quindi che riflette i raggi solari nel periodo estivo. Ebbene sì, il materiale nero, messo apposta come testimone, la piantina, soprattutto in prime fasi, ha grossi crisi di stress da trapianto per le elevate temperature. Poi, nel momento in cui si affranca, inizia a crescere. Materiale color latte è il polietilene, materiale bianco-nero opaco è il biodegradabile. Se vedete all'incirca il Mater B con il polietilene hanno lo stesso ciclo, poi viene per ultimo il Mater B nero e la carta è una via di mezzo. La carta pare che nel periodo estivo sia ottimale, perché è quel materiale che permette di avere nella parte sottostante sempre una difficoltà nel far crescere le infestanti, ma tiene fresco e umido, quindi non fa traspirare il terreno, quindi quell'umidità la tiene, quindi con risparmio dell'acqua e quindi risparmio dell'irrigazione. Ecco, quindi questi sono i pro e i contro che vi ho fatto vedere. Considerate che la prossima settimana, quindi a un mese circa esatto dal trapianto, saremo in raccolta e faremo le prime valutazioni. Valutazioni che non sono solo nella pianta, quindi produzione, quantità metro quadrato e valutazione qualitativa estetica del cespo, sia sopra che sotto, ma anche del materiale biodegradabile, dove andremo a testare sempre con la Novamont e con la Grower l'elasticità, la duratura della resistenza meccanica del materiale stesso. Quindi continuate a seguirci e probabilmente a ottobre, anzi sicuramente al convegno, vi parlerò in dettaglio dei dati. Io direi di chiudere questa fase e passare in serra. Bene, grazie Franco, esaustivissimo, quindi passiamo la linea di nuovo a Mimo. Ecco, quindi
Va bene, va bene. Problema. Andiamo avanti. Allora, Il bello della diretta, giusto Lorenzo? sì, allora ci spostiamo lentamente, andiamo verso le serre. Quindi abbiamo visto all'inizio della mattinata i sensori e i sistemi di gestione, soprattutto dell'irrigazione, poi abbiamo visto gli impianti di campo, abbiamo visto le attrezzature che riescono diciamo, a unire l'irrigazione, la pacciamatura e addirittura diciamo, le aiuole rilevate rispetto al piano campagna. Siamo venuti qui per analizzare e sentire il racconto da parte di Franco Tosini sulle sue prove che sta svolgendo insieme all'Università di Padova ed ora, dulcis in fundo, abbiamo diciamo, la serra, quello che può essere alcune novità per la irrigazione, qui sì, veramente non solo precisa ma di precisione all'interno della serra, con alcune finestre estremamente interessanti sul fuorisuolo. Abbiamo così, diciamo, diamo delle pennellate, vero Franco? Non vogliamo essere esaustivi sull'argomento, che è un argomento grandissimo, però cerchiamo diciamo, di inserire questo grande filone all'interno della nostra giornata sull'irrigazione, quindi diverse tipologie di fuorisuolo. Diamo qualche anticipazione? Sì, certamente, come hai detto te, cerchiamo ovviamente alla fine di questa mattinata di far vedere la tecnologia massima se vogliamo, su una tecnica di coltivazione altrettanto sofisticata. Ed è proprio per quello che il fuorisuolo, che per me è la tecnica di coltivazione più sofisticata, devono esserci le tecnologie più sofisticate.